Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, proviamo oggi ad aumentare un pochino di più il tempo e provare a giocare una partita magari a 5 minuti. Proviamo a vedere se ce la facciamo, se qualcuno accetta, o se la qualità della partita sarà migliore. Ok, ancora più infinito, meno 400. Ok, ci siamo, andiamo. Abbiamo in nero, stavolta accettato un giocatore con meno elo di noi. Vediamo come andrà. Ok, ci hanno giocato E4. Giochiamo. Che apertura giochiamo? Proviamo a giocare la scandinava. Vediamo come va questa partita. Ha preso, voglio giocare cavallo F6, una variante un po' minore. Cavallo C3, cavallo per D5. Cavallo per D5, donna per D5. A questo punto, quantomeno la donna non potrà venire attaccata da un altro cavallo. Ok, ora proviamo ad occupare il centro con E5. Sì, non sono sicuro di questa cavallo C3 del bianco, non vorrei dire una sciocchezza, mi sembra che non sia l'idea migliore perché ora da nero c'è più centro, no? Quindi, non so, ora possiamo giocare E4 e questo cavallo forse deve tornare indietro o tornare ai lati, sì, stavolta il giocatore, sì, con il bianco ha impostato una scandina dove la donna rimane al centro. Ok, C4, va bene, ora cosa giochiamo dopo C4? Potrei per esempio, secondo me ritornare in D8 potrebbe non essere male. Se torno in D8 il cavallo potrebbe andare in E5, ma non mi sembra comunque un grande successo, perché se il cavallo è in E5 potrebbe essere nuovamente attaccato. Quindi proviamo a vedere cosa succede. La partita ha i contorni molto interessanti e il nostro avversario è no, è messicano, pensavo fosse italiano, non ho visto questo simbolino, la bandiera. Ok, il cavallo è tornato in G1, no? Probabilmente non deve essere granché. Ora seguiamo il principio di Lasker, prima i cavalli e poi gli alfieri, e ha giocato F3, caspita, senza nessuna paura. Va bene, qua allora continuiamo lo sviluppo, no? Continuiamo con alfiere C5, perché comunque se gioca F per E4 dovremmo essere in grado, no? Di riprendere il pedone con gli interessi, quindi con una buona posizione. Che ha giocato D3 e adesso dovremmo creare un pedone passato, ma non so se è ciò che vogliamo. Si potrebbe considerare anche dare uno scacco in V4, su alfiere D2 prendere in D3, potrebbe non essere male. O prendere in D3 subito. Proviamo a dare scacco in B4, dai, perché se gioca alfiere D2 o perdeva la rocca o gioca alfiere D2, ora questo pedone smette di essere difeso. Un pedone è un pedone. Se prende l'alfiere noi prendiamo in B4 difendendo il pedone in B3. Ok, ha giocato alfiere per D3, però a questo punto abbiamo guadagnato un pezzo. Sì, l'apertura è stata giocata male dal punto di vista del nero. Qua nella partita precedente che avevamo giocato a 3 minuti, avevamo giocato contro un avversario che ci ha messo più in difficoltà e poi non ero riuscito a commentare molto la parte finale qua. Se non commetto errori non dovrebbero esserci molti commenti da fare perché il materiale speaks for itself, no? Cioè un pezzo in più è un pezzo in più. Purtroppo il bianco ha sbagliato, no? E quindi adesso per esempio potremmo semplificare tutto e qua nel finale il materiale speaks for itself, no? A questo punto giochiamo alfiere 6, poi arrocco lungo pre-move, tutti i pezzi entrano in gioco e qua dovrebbe essere molto difficile per il nero salvare la sua posizione. Ora alfiere per C4 minacciando di semplificare, minacciando il cavallo. A questo punto potrebbe essere possibile giocare per esempio anche o torre 8 o cavallo B4, no? Continuando con i piani di prima. Cavallo B4 minaccia il doppio, minaccia di semplificare con cavallo per A2 qua. Ora per esempio diamo un doppio e qua guadagniamo un'altra qualità. Era difficile, cioè con un pezzo in meno già è difficile sfuggire a tutte le minacce. Ora non so se
Ok, ha giocato re di 2, qua catturiamo la torre con scacco, sì, qua ha abbandonato. Guardiamo quindi l'apertura, abbiamo fatto un errore grave, proviamo ad andare in analisi, vediamo cosa è successo. Che questa variante della scandinava magari non è granché, è più normale per lui magari, non so, continuare a occupare il centro, no? Se catturo di cavallo anche C4, no? E occupa molto spazio, che cavallo C3, cavallo per D5. Ora la donna non la può schiacciare, cioè a differenza della scandinava, no? Dove cattura e gioca cavallo C3, qua la donna è forte al centro, dopo cavallo F3 e 5, probabilmente doveva evitare in qualche modo i 4, ora stiamo meglio, sì, perché se ora il cavallo va in H4, alfiere E7, no? Prendendolo di mire qua, ora dopo cavallo G1 il bianco indietro di sviluppo, no? Vuol giocare alfiere C5, arrocco, alfiere F5, torri al centro, cavallo D4, probabilmente siamo in presenza di un vantaggio decisivo. F3, alfiere C5, se cattura donna H4, dopo di 3 scacco, sì, se perdeva l'arrocco molto difficile, perché prendo su donna per D3, donna E7, poi alfiere E6, poi ho arrocco lungo torre D8, arrocco corto torre 8 e tutti i pezzi arrivano, i pezzi del bianco sono scordinati. Ho giocato alfiere D2 ora e per D3, se prendo in D4 prendo in B4 difendendo il pedone. A questo punto alfiere per D3, donna per D3, un pezzo in più, e qua alfiere per C4, il materiale è troppo, dopo re per E1, torre 8, si entra e si dovrebbe vincere. Ok, questa partita è andata bene, come vedete il livello è vario, no? Prima, qualche giorno fa, avevamo giocato con un 2392, oggi con un 1700, giocatori comunque sfide molto interessanti, lasciamo alla sorte, no, decidere chi ci affronterà. Detto questo, ci vedremo presto con altre partite.